momento di sorpresa quando aperto il sepolcro non viene ritrovato il corpo di Gesù. Ed ecco l'apparizione di Gesù risorto, un'interpretazione stupenda, veramente serpente di questi ragazzi, tutti devoti di Maria Santissima dell'Arco, e in occasione della Pasqua ci hanno sempre veramente una ricostruzione della passione, morte e risurrezione di Gesù. E l'applauso del pubblico presente testimonia la bontà di questa rappresentazione. E adesso passiamo ad ammirare anche l'opera pittorica che rappresenta sia la flagellazione di nostro Signore Gesù Cristo che la crucifissione di Pietro. Ed è la commissione capitanata dalla Madre Segreta, oltre a premiare con il primo premio per la migliore funzione l'associazione delle Lione Marcatore di Coverela, aggiunge ancora 50 euro alla cospicua somma in denaro rappresentata appunto dal primo premio. L'opera pittorica ruota intorno alla figura di Gesù legata alla palata che viene flagellato da 3 corrosioni uccisi. La passione di Cristo si evidenzia nella torsione dolorosa del corpo che mostra contemporaneamente l'umanità di Gesù e la divina sopportazione al dolore di Cristo. La flagellazione fu usata da Ponzio Pilato per screditare il Messia Gesù, la cui popolarità era troppo grande perché si potesse avere un processo e una condanna veloce.